È la puntata numero 16 di Target, ma non so di quale anno, forse 13esimo, 14esimo, non ricordo bene, però so soltanto una cosa, che in tutti questi anni ci seguite e questo ci riempie di gioia e di orgoglio, perché vuol dire che il nostro target, ovvero il nostro obiettivo, il nostro bersaglio viene raggiunto in ogni puntata. E Target, come salotto di Televideo Agrigento, nasce proprio così, per dare posto a quelle che sono le piccole, belle, grandi realtà del nostro territorio e amplificare il loro operato, amplificare la loro azione attraverso la televisione. Di questo ringraziamo naturalmente gli editori e il direttore di TVA per la loro lungimiranza e per la loro perseveranza in questo campo, perché diciamolo chiaramente, le TV locali sono veramente la vera essenza della libertà di stampa, di opinione, di pensiero, perché le cose che trattano le TV private non troveranno mai spazio, se non qualche volta in maniera sporadica, in quelli che sono i grandi network. Ed è per questo che TVA e le altre TV private del territorio devono essere incentivate e devono continuare ad operare. Voi ci vedete sul digitale terrestre, l'LCN 92 praticamente in tutta la Sicilia, oltre che naturalmente sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, dove in streaming riproponiamo la programmazione negli stessi orari, quindi anche la nostra trasmissione Target può essere visionata in ogni parte del mondo, insomma. E poi il link noi lo mettiamo anche sul nostro canale YouTube per essere rivisto per chi non può far coincidere le proprie esigenze con gli orari di trasmissione in televisione. Anche questa sera parleremo, spero, di cose interessanti che per circa un'ora vi terranno compagnia. Prima di iniziare, anche noi di Target vogliamo dare il nostro ricordo al maestro Gigi Finistrella, che ci ha lasciato in questi giorni, un personaggio importante nel campo della cultura e della musica dell'Agrigentino, che purtroppo non è più con noi. Bene, dopo questo doveroso omaggio passo subito a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra. Lui è Giuseppe Provenzano, è uno psichiatra dell'associazione Alzheimeriani Non Più Soli. Continuiamo con uno che possiamo definire non ospite ma padrone di casa, il professor Enzo Di Natali, storico tra le altre cose. Con lui parleremo di uno dei suoi tanti lavori librari, ma anche di un importante appuntamento convegnistico che si terrà in questi giorni. E poi Giusy Anselmo, lei è dell'associazione Generazioni Consapevoli. Proseguiamo con Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento. Grazie per l'invito. E poi Emma Sorabella, lei è la nostra ospite musicale della scuola Vissi d'Arte di Giulia Alletto. Presidente Picarella, è vero che insomma gli alberghi hanno aperto le porte e forse ci mancano le stanze? Ma che manchino le stanze ancora no, però sicuramente il trend è assolutamente positivo. Abbiamo avuto un ponte del 1° maggio impegnato, quindi con le camere impegnate quasi all'80%, con un aumento anche considerevole rispetto ai dati del 2019. Un aumento, comunque un momento che ci fa ben sperare anche in ottica di preparazione di Agrigento Capitale della Cultura, e quindi da questo punto di partenza speriamo di riuscire a programmare tutte le attività che sono previste per poter far sì che la stagione turistica del territorio e della destinazione Agrigento possa essere più lunga possibile, naturalmente sperando anche in un'occupazione media che non sia più soltanto il giorno e mezzo, ma che possa finalmente arrivare anche alle 2, alle 3 giornate. Bene, siamo molto Agrigento positivi. ritorna a essere appetibile per il turismo. Parleremo della nostra stagione e poi, come dicevi tu, anche della prospettiva eccezionale della capitale della cultura. Giusy Anselmo invece dell'associazione Generazioni Consapevoli, cioè, oltre a essere una azione in A maiuscola e anche consapevole, quindi un impegno importante, giusto? Sì, è un impegno importante. L'associazione nasce nel 2018
è stata fondata da diversi soggetti, si parte dai genitori principalmente, poi abbiamo accolto anche i nonni, abbiamo accolto studenti, abbiamo accolto professionisti di vario genere, psicologi, tutti quanti sono stati mossi dal desiderio di ricercare un ponte tra le varie generazioni e soprattutto cercare comunque di avvicinare le varie generazioni tra di loro attraverso dei percorsi formativi che mai come oggi diventano sempre più difficili. Quindi la distanza tra nonno e nipote si accorcia? Esatto. Bene, parleremo anche delle vostre azioni e insomma di quello che avete preparato e di quello che state preparando. Enzo Di Natali, giornalista, storico, scrittore e devo dire forse uno dei più profondi conoscitori della democrazia cristiana, soprattutto quella siciliana. È così, Enzo? Ma sì, in effetti da tempo, da anni ormai che mi occupo dei partiti politici, sto raccogliendo tutti i documenti che deputati ormai anziani hanno nelle loro abitazioni. Abbiamo fatto un fondo democrazia cristiana nell'archivio della diocesi di Agrigento in modo che tutto questo materiale non venga perduto e sia messo a disposizione degli studiosi. So che tu fai delle ricerche, affronterai anche un importantissimo convegno dove magari verranno fuori delle cose che forse non tutti sanno. Già, ci sarà questo appuntamento, verranno personalità che al tempo ebbero un ruolo di livello nella società italiana, nella società siciliana, nella democrazia cristiana e ricorderemo un grande evento. Ma anche nella DC ci sono dei fascicoli top secret? Come in tutti i partiti forse? No, è successo qualcosa di grave, di gravissimo. Quando nel 93 la Digos, dalle notizie che ho, sequestrò tantissimi documenti per quanto riguarda la provincia di Agrigento della democrazia cristiana, e tutto questo materiale fu sequestrato ma purtroppo non fu più restituito. Ora lo stiamo cercando e probabilmente sembra che sia andato al macero. Ma ci potrebbe essere qualche segreto da svelare? Se noi non me lo dire, non me lo dire. Se noi non me lo dire, non me lo dire. Avremo i documenti. Certo, troviamoli questi documenti. Giuseppe Provenzano, dicevo, lui è uno psichiatra, devo dire subito che, lo dico anche al direttore, qualche volta voglio fare proprio una trasmissione, o non con lui, o comunque con uno psichiatra, con uno psicoterapeuta, e mi voglio mettere nel lettino, perché ho qua ospitato tanti tuoi colleghi, o psichiatri, psicanalisti, psicoterapeuti, però il lettino non l'ho portato mai. Voglio diciamo, sperimentare questa situazione. No, a parte gli scherzi, Giuseppe Provenzano è un eccellente professionista e lui assieme ad altri hanno fondato l'associazione Alzheimeriani Non Più Soli. L'abbiamo parlato anche in altre occasioni, purtroppo l'Alzheimer è una malattia che va avanti inesorabilmente. Sì, grazie per le parole espresse, spero siano meritate. Devo dire innanzitutto che questa associazione nasce in collaborazione con il dottore Alongi e la professoressa Gucciardino, che sono rispettivamente il vicepresidente dell'associazione e il presidente onorario, per cui il fatto di avere due persone di questo livello accanto mi rende un po' tranquillo. Il termine stesso, l'addizione di questa associazione Alzheimeriani Non Più Soli, credo che sia già significativo, già mette in luce, in evidenza la complessità, la difficoltà del problema. Perché io ho letto qualcosa, insomma, sulla vostra Costituzione, cioè non solo l'ammalato di Alzheimer, ma anche il familiare. Bravo. Volevo semplicemente dire che la malattia non finisce con la diagnosi, ma diciamo che il problema nasce con la diagnosi, per cui lì il problema è un interessamento
soprattutto non solo del paziente ma anche dei familiari. Bene, parleremo della vostra associazione e di quello che comporta, insomma, sia dal punto di vista medico ma anche familiare e associativo. Conosciamo anche Emma Sorabella, dicevamo lei è una cantante della scuola Vissi d'Arte di Giulia Alletto, che insomma ogni tanto ci porta ospiti graditi, sicuramente alcuni delle sue o dei suoi allievi. Per il momento credo che abbiamo avuto solo donne, Giulia, sì? Sì, solo donne. Poi magari se c'è qualche maschietto, no, perché Giulia è tra il nostro pubblico. Presentati un po', Emma. Sì, allora, io studio al Liceo Musicale di Agrigento, Empedocle di Agrigento, e ho sempre cantato, fin da piccola, anche nelle recite alle elementari. Alle medie ho iniziato a sentire la necessità di dover studiare e approfondire la musica. Infatti ho iniziato ad approcciarmi al flauto traverso, ho iniziato appunto con il flauto, e dopo questi 3 anni di studio di musica ho capito che comunque per un certo tempo della mia vita era comunque la mia strada, e quindi ho deciso di iniziare a studiare la musica in tutti i fronti, e infatti mi sono iscritta al Liceo Musicale Empedocle. Da 4 anni a questa parte ho sentito la necessità di dover studiare e approfondire il canto, appunto con un maestro qualificato, Giulia Alletto, e da qui ho capito che il canto è proprio... Sicuramente uno studio completo, sia quindi la musica con lo strumento, sia anche la voce. Esatto, sì. Bene, quindi... Poi avremo modo di approfondire sia la tua personalità che soprattutto anche il tuo talento, insomma, perché ti vogliamo sentire. Allora, ritorno a Enzo Di Natali per questo importante appuntamento che faranno il 25 maggio in occasione del 40° anniversario di un congresso fondamentale per la democrazia cristiana siciliana. Perché, Enzo? Perché nel 1983, proprio qui ad Agrigento, al Giollo Hotel, io ero presente, anche la televisione TVA era presente, si svolse il 40° congresso regionale della democrazia cristiana, e la democrazia cristiana in quella circostanza, in un momento travagliato del congresso, di scontro duro, riuscì di fatto ad espellere dal partito Ciancimino e i Corleonesi. Già erano, tra virgolette, chiacchierati? Beh, lo sai, la figura di Ciancimino era già una figura, sai, che si capiva che non limpida, non splendida all'interno della democrazia cristiana, e collusa, ad esempio le accuse che furono fatte nei suoi confronti quando fu sindaco di Palermo, assessore ai lavori pubblici, per cui già si capiva che Ciancimino era il referente dei Corleonesi e con i Corleonesi di Totorrina della mafia siciliana. Per cui la democrazia cristiana, all'interno della democrazia cristiana ci fu uno scontro tra coloro che volevano che alle elezioni all'interno del congresso si presentasse il listone che avrebbe salvato Ciancimino e i Corleonesi, anche prendendo il 3%. Altri invece, ad esempio Sergio Mattarella e soprattutto Lillo Mannino, hanno detto no, ognuno deve correre con la propria forza politica. E le famose correnti, diciamo. Lo sbarramento per essere rappresentati nel partito e dunque avere potere nel partito, potere decisionale, lo sbarramento era del 5%, e Mannino e Mattarella sapevano che Ciancimino e i Corleonesi non avevano quella forza, riuscirono a far prevalere nell'ambiente romano la scelta di far correre ognuno con le proprie forze proprio per estromettere Ciancimino e i Corleonesi di Totorrino. Nell'ambito regionale la democrazia cristiana agrigentina era forte? Era forte, sì, ma la qualità anche delle figure che la provincia di Agrigento aveva, era il periodo ancora che c'era Luigi Giglia,
che fu anche l'artefice di questo congresso, c'era Giuseppe Sinesio, c'era Giuseppe La Loggia, ma stiamo parlando di uomini di una preparazione culturale elevatissima, che nell'arco di un ventennio davvero cambiarono l'assetto sociale, politico, economico, urbanistico della nostra Sicilia, facendolo passare da una regione arretrata ad una regione dove incominciarono ad esserci le scuole, le strade, gli acquedotti, cioè, stiamo parlando di qualcosa. Cioè, anche perché diciamo, aveva un enorme potere Quello politico, un enorme consenso popolare. Allora questi uomini politici andavano a Roma col proprio consenso, non erano uomini nominati, cioè loro portavano all'interno del partito il proprio consenso e dunque nei confronti dell'ambiente romano e dunque nei confronti degli altri democristiani potevano parlare e parlavano. A quanto mi sembra di capire, questo convegno si presenta molto interessante, diciamo, non solo per gli addetti ai lavori o per chi mastica di politica, ma anche per conoscere alcuni aspetti della società di 40 anni fa. Eh sì, a questo congresso prenderanno parte Lillo Mannino, anche se alla sua età sarà presente, perché lui fu l'artefice della cacciata dei corleonesi, prenderà parte. Può accusare uno di essere colluso con la mafia, ma poi... E ora qui c'è qualcosa anche da dire che a mio modo di vedere, come dal punto di vista storico, lo rileverete nel convegno? Eh sì, perché Caselli non capì la vendetta della mafia. Mi permetto soltanto di soffermare su altri nomi che saranno presenti, certo. Come Lillo Pumilia, Angelo La Russa, Nuccio Cusumano, Decio Terrana, anche se era giovane, verrà Enrico La Loggia, e dunque nomi che a quei tempi, Rino La Placa, che fu strettissimo collaboratore prima di Piersante Mattarella e poi di Sergio Mattarella. Quindi non solo politica, non solo Democrazia Cristiana, o comunque da questo per rivivere, rivedere e magari riscoprire qualcosa di chiamiamoli favolosi anni '80. È un congresso storico perché la Democrazia Cristiana ebbe il coraggio di estromettere i corleonesi. Questo perché? Perché vuoi non vuoi lo sai, c'era stato prima l'uccisione di Piersante Mattarella, l'uccisione di Pio La Torre, del prefetto Dalla Chiesa, cioè, allora era il momento in cui di tirare veramente le fila, di battere il pugno e di estromettere i corleonesi. Lo vogliamo ricordare? 25 maggio? 25 maggio, ore 17, Biblioteca Lucchesiana, che si trova in via Duomo, accanto al Palazzo Vescovile. Bene, per chi è libero può andare a vedere, che sicuramente è un momento interessante. Voglio ritornare con Francesco Picarella, perché insomma questa prospettiva di Agrigento capitale della cultura, Agrigento anno 2025, come diceva lui, sta iniziando a ingranare, quantomeno per quanto riguarda la presenza di turisti italiani o anche stranieri, Francesco? Ma c'è un consolidamento da un punto di vista generale della riscoperta da parte del turismo italiano di riscoprire l'Italia, quindi il fatto pandemico che ha in un certo senso condizionato anche le abitudini di viaggio degli italiani e quindi hanno appunto ricominciato a vivere le destinazioni italiche, si unisce invece ora il grande interesse anche delle destinazioni, o meglio dei turisti stranieri verso il bel paese. L'altro giorno parlavamo che il Day Telegraph ha detto che la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, perché in Sicilia c'è praticamente tutto. Assolutamente sì, diciamo che c'è un po' di questo tutto c'è Agrigento, ecco. Assolutamente, fa parte della destinazione Sicilia, quindi sì, c'è grande interesse da parte dei turisti stranieri verso l'isola di Sicilia, che appunto è una destinazione in sé, un grande continente, la nostra meravigliosa isola, quindi quando arrivano non vengono soltanto per Agrigento, ma fortunatamente e anche sfortunatamente vengono per
visitare tutte quelle che sono le bellezze di questa meravigliosa Parlando isola. di mancanza di infrastrutture, ci piangiamo sempre addosso, oppure in realtà il non avere l'aeroporto o le strade che sono a singhiozzo ci penalizza, Francesco? Ma sicuramente ci penalizza il fatto che, ecco, Capitale della Cultura arriva forse nel momento migliore, nel senso che passato il periodo pandemico e quindi con una difficoltà di ripartenza da un punto di vista economico di questa fetta di territorio che è la provincia di Agrigento, il fatto che ci sia questo obiettivo, che è un esame di università in sé per sé, ci mette nelle condizioni di alzare sicuramente il livello della discussione sulla necessità delle infrastrutture primarie in questa nostra provincia. Sempre 2 ore ci vogliono per arrivare ad Agrigento, dove arrivi. Il problema non è soltanto il tempo, il problema è anche la sicurezza di dover arrivare a destinazione, perché al di là, ecco, la chiusura diciamo della rete stradale, così come l'eventuale ampliamento di quella che è l'attività, diciamo, fatta su rotaie, e dulcis in fundo io non ci ho mai creduto più di tanto all'aeroporto, però oggi sicuramente è il momento di riparlarne, di capire se ci sono effettivamente le possibilità di poter realizzare queste importanti infrastrutture, perché ritengo che con la realizzazione dell'aeroporto di conseguenza c'è anche l'attenzione per tutto il resto delle infrastrutture. Certo, se si conclude la mega galleria che c'è a San Cataldo, se si completa il ponte sotto Caltanissetta, arriviamo in un'ora a Catania. Proprio per questo è il momento oggi di un'ora mi sembra. Vabbè, un'ora e 10, dai, l'aeroporto ce la facciamo. Proprio per questo oggi è il momento, in attesa del 2025, non penso di riuscire, ad esempio la Palermo-Agrigento sicuramente non si riuscirà a completare, ma che ci sia uno stimolo, ecco, la 640, il suo completamento prima del 2025, uno stimolo da parte della società civile, degli imprenditori, dei semplici cittadini di questa provincia. Oggi più che mai è necessario alzare il livello di questa discussione per far sì che il 2025 non si esaurisca al 31 dicembre, ma che continui, perché le prospettive ci sono tutte. Gli alberghi potrebbero diventare annuali e quindi non solo stagionali, o è un po' assurdo parlarne? Diciamo che l'obiettivo è questo, cioè aumentare quella che è la stagionalità estiva, quindi allungare quello che è stato nel 2019, quindi da marzo praticamente a fine ottobre già era una grande possibilità economica, non soltanto per gli alberghi ma naturalmente per tutto il tessuto che diciamo con i turisti lavora. Allungare questa stagionalità naturalmente è un obiettivo che ci dobbiamo prefissare tutti, politica, imprenditori, cittadini, tutti. Voi chiederete qualcosa in particolare al comitato che si sta occupando di Agrigento 2025? Ma noi stiamo cercando di fare di più, nel senso che nel prossimo futuro stiamo cercando, con l'organizzazione di cui faccio parte, quindi anche di Confcommercio col nostro presidente Giuseppe Caruana, di farci in un certo senso portavoci anche di un momento di riflessione sia con il comitato dell'aeroporto, ma anche con tutti quei soggetti, la rete delle professioni tecniche, il mondo sociale, il cartello sociale, che ha fatto un grandissimo lavoro di sensibilizzazione in un momento molto particolare. Ci vogliamo fare, vogliamo essere portavoci di un momento di riflessione, perché oggi più che mai c'è necessità di infrastrutture. Enzo, volevo farti dire qualcosa a questo proposito proprio dell'ADC, cioè un ADC forte, una classe politica e anche dirigente importante, ministri agrigentini di un certo spessore non sono mai riusciti a farci un po' così levare questa emarginazione. Beh, dobbiamo, per quanto, allora, non voglio mettere in difficoltà. No, per carità, noi dobbiamo avere presente qual era la Sicilia nel dopoguerra e quale invece sarà la Sicilia nel 92, quando finirà la democrazia cristiana. Noi dobbiamo avere presente da dove siamo partiti, e per carità, per capire dove è arrivata lo sviluppo in Sicilia
fino a quando c'era la Democrazia Cristiana. Però noi vediamo che dal 93-94 ad oggi questa classe politica che noi abbiamo avuto in questi decenni non è riuscita nemmeno a riparare quello che quella classe politica aveva fatto. Perché non si fece l'aeroporto quando c'era la Democrazia Cristiana? Io mi ricordo, giovanissimo cronista, saranno stati i primi anni, Lillo Mannino, ministro, nell'80 era ministro, non mi ricordo di quale cosa. Diversi ministeri, erano dalla Marina, l'agricoltura, 79-80 credo, questo periodo è venuto a Favara, io l'ho intervistato per Radio Favara 101 e lui mi ha detto che era quasi tutto pronto per iniziare a pensare all'aeroporto di Agrigento. Allora, Angelo La Russa mi dice questo, parole sue, me l'ha detto più una volta, che si era arrivati a buon punto per fare l'aeroporto. Si parlava di piano romano. Anni 80, sì. Piano romano che rimane sempre l'ideale. Però lui mi dice, ma non mi ha voluto dire mai il nome. Un deputato di un certo spessore comunista si oppose. Okay. Perché? La colpa dei comunisti, ma non perché la colpa dei comunisti, perché negli anni 80 prendere l'aereo era un lusso che poteva permettere soltanto una classe adagiata. La classe operaia non lo poteva prendere, non se lo permette, tanto vale non averlo. In effetti l'uso dell'aereo con questa frequenza è ormai degli ultimi 30 anni, perché il costo dei voli si è abbassato notevolmente. Però immaginate veramente. Ma quando bisognava prendere un aereo anche per andare a Roma o a Milano e si doveva pagare in lire 500.000 lire, 600.000 lire, allora non era un viaggio, diciamo, le famiglie non erano nelle condizioni. Adesso si può fare, immagini, uno viene direttamente, scende e va ad Agrigento. Bene. Mi permetto soltanto per dire quanto è importante l'aeroporto nell'area qui agrigentino. Quando alcuni anni fa organizzavo i congressi internazionali di biomedicina e venivano scienziati un po' da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, una delle difficoltà, e tanti rinunziavano, è che quando dicevano scusate, scendendo a Catania per giungere ad Agrigento, quando ci dobbiamo 2 ore. E allora questi scienziati non avevano l'opportunità di conciliare i propri impegni per arrivare ad Agrigento. E tanti rinunciavano. Ma speriamo di poterlo realizzare, anche come si dice, un aeroporto di secondo o di terzo livello. Infatti proprio questo volevo riallacciarmi al discorso, perché ad esempio la capitale, diciamo, del divertimento, comunque del turismo italiano è Rimini, che ha un aeroporto ma che funziona soltanto 9 mesi l'anno, quindi noi neanche avremmo bisogno di chissà quale struttura aeroportuale di quale livello, ma che ci sia la possibilità di mettere nelle condizioni il territorio di un'infrastruttura strategica che possa permettere agli operatori di poter programmare la propria attività turistica, in questo caso, quindi non necessariamente usarlo, perché tutti pensiamo all'aeroporto, sì, ci serve per andare, perché io voglio andare a Roma, no, serve, York, deve avere un obiettivo. La realizzazione, esatto, la realizzazione di un aeroporto deve avere un obiettivo strategico, che deve essere quello di favorire le attività e quindi la programmazione di attività, in questo caso, nel mio caso, diciamo, nel caso, diciamo, del territorio, turistica, non necessariamente per andare soltanto a vedere la partita di stasera. Bene, adesso ci rilassiamo un po', perché do il microfono ad Emma Sorabella, l'abbiamo detto, frequenta il liceo musicale, suona il flauto traverso e le piace cantare. Cosa ci fai ascoltare come prima esibizione? Allora, come prima esibizione vi farò ascoltare Egocentrica di Simona Molinari. Bene, conquista allora il centro del nostro studio. A Target per voi Emma Sorabella.
cerco le attenzioni di quegli uomini golosi, vendo sguardi ed emozioni, so di vivere anzi simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, con giudizi e le paure di chissà che sono pure un po' egocentrica, a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Non seguo la moda e non sono consumista, non distingo una scoda da una punta, da una fiesta corona. Se questo vento non mi porterebbe più in alto, perché vivo solo quando ho morito piango e canto. Egocentrica, a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Se poi mi dai appuntamento stasera, non aspettarti che arrivi a quell'ora. Tu chiamami e fammi sentire signora, come la prima tu sai, sono ancora egocentrica, e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Egocentrica, lunatica, egocentrica, e molto forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Egocentrica, ora che sapete perché sono qui davanti, non mi giudicate male, perché riflettori spenti, sono fragile e anche timida, ma non per questo stupida, dove il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho. Brava. Brava Emma Ciorabella con questa bella canzone di Simona Molinari. Ritorniamo con il dottore Provenzano. Dicevamo perché la necessità di costituire questa associazione, parliamo di Alzheimer e come ha detto all'inizio non solo Alzheimer ammalato, Alzheimer famiglia, Alzheimer società. Nasce perché questa malattia, avendo una complessità assistenziale, occorre soprattutto intervenire strategicamente in altri settori. Vi faccio un esempio lungo la mia carriera. Io ricordo un giorno un paziente mi disse: dottore, sa, io ho un cancro al polmone, devo essere ricoverato, ho necessità di portare mia moglie in qualche struttura o in un centro per poterla accogliere. Ebbene, io sono andato in tilt perché non esiste un'unità di crisi, è quello in cui noi stiamo prontamente cercando di operare, in modo che si possa contare su questa associazione ed avere un sostegno. La famiglia quando scopre la diagnosi succede praticamente un cambiamento terribile, perché c'è uno scombussolamento totale, si invertono i ruoli, si invertono le dinamiche, si va nel panico e soprattutto si ha quel senso di smarrimento perché non si capisce cosa fare, dove iniziare. Difatti un altro aspetto che noi vorremmo curare è il case advisor, significa il consigliere di cura, cioè cosa fare sin dall'inizio, durante l'iter e dopo, durante anche la gravità, che è lo zoccolo duro della malattia, perché poi i disturbi del comportamento sono difficili da gestire, difficili perché sono anziani con problemi, con un cuore precario, quindi usare gli psicofarmaci. Sono anch'io un farmacologo, per cui ho cercato di lavorare molto in questa direzione e diventa veramente molto, molto difficile, molto complesso, soprattutto molto pericoloso. Anche perché insomma l'ammalato non tutti hanno la famiglia, come magari altre patologie che hanno necessità di avere un supporto quotidiano e costante. Stavo proprio per finire questo discorso.
Quando parlavamo quando io ero presidente dell'Associazione Italiana regionale però della psicogeriatria, parlavamo della solitudine dell'anziano, ma provate a immaginare la solitudine dell'anziano demente. Poi la situazione diventa veramente terribile. Significa una persona che non è in grado di accudire se stesso, di non capire quello che gli accade, di non avere percezione del nulla, per cui hanno una necessità di essere aiutato, di essere assistito in tutto l'iter. Ma la cosa più grave, sa qual è? Che spesso moralmente noi dobbiamo decidere per lui, e questa è la cosa che mi pesa più di tutto, cioè cercare di fare delle cose al suo posto, come se dovessi mettere a sua disposizione la mia memoria, la mia capacità, la mia persona. E quello che mi rende perplesso, la paura di poter sbagliare, di non interpretare la sua volontà e fare delle cose che non possono essere corrisposte alle sue scelte. La sanità pubblica in questo caso, in questo campo, insomma, com'è? Guardi, Agrigento ha un fiore all'occhiello. Io sono stato primario per tantissimi anni all'unità di valutazione Alzheimer, che si chiama malattie degenerative. È l'unico servizio tra le ASP in Sicilia così strutturato. Ci sono geriatri, psichiatri, neurologi, c'è un'equipe molto brava a capo la Gucciardino, con cui collaboriamo tantissimo, per cui cerchiamo di dare anche una risposta assistenziale sanitaria. Ma il problema non è solo sanitario. Ricordo nella mia lunghissima esperienza quando io mi si raccontava di un paziente affetto da vagabondaggio e quindi girovagava per la città, e questo era un grosso rischio, un grosso pericolo, perché rischiava di essere veramente investito dalle automobili nelle ore notturne. Ebbene, una sera incontrai questa persona, subito mi venne l'idea che si trattasse di questo soggetto e non mi sbagliai. L'ho fermato, per farla breve, l'ho accompagnato in una casa che era un piccolo rifugio nello scantinato, in un luogo freddo, umido, quindi l'ho lasciato lì. È stata una notte terribile, molto lunga, molto travagliata per me. La mattina successiva, al rientro al lavoro, mi occupai subito di lui e l'ho sistemato in una struttura adeguata con dei pasti caldi e delle coperte, in modo che potesse condurre una vita, adeguata. La vostra associazione che cosa si prefigge? Cioè, quale supporto, quale aiuto, quale contributo o può dare? Sa, lo scenario di assistenza di un malato di Alzheimer non è uno scenario di assistenza di un malato fisico, anche, non so, possa avere un tumore, possa avere una patologia, una rottura del femore, qualcosa, ma lo scenario è terribile, perché il malato di Alzheimer non ha consapevolezza della sua malattia, non ha consapevolezza dei suoi controlli, non ricorda la programmazione delle sue visite. Io ricordo in epoca pandemica ho creato uno sportello assistenziale, perché noi dovevamo capire cosa potesse succedere a questi pazienti e ogni giorno chiamavamo telefonicamente il contatto per capire come un po' la situazione, come il malato potesse avere qualche problema o si dovesse intervenire, eccetera. Ed è stata una cosa molto interessante, è stata anche allargata anche ad altre patologie, per carità, però è stata una cosa molto utile, perché abbiamo avuto così in certo senso il termometro della situazione. Adesso bisognerebbe fare molto di più, seguire gli ultra ottantenni, fare un registro, capire chi ha un'assistenza familiare e chi non ha l'assistenza familiare, e avere anche la possibilità di avere un contatto diretto con queste persone, altrimenti ci finisce come in Giappone, come il Kodokushi, che sarebbe la morte in solitudine. C'è gente che muore per giorni e giorni, settimane e settimane, i cadaveri sono abbandonati e noi non sappiamo nemmeno l'esistenza. Con altri esponenti di altre associazioni parlavamo di una frase che loro hanno coniato e credo che sia anche terribile, quando diceva il dopo di noi, cioè un ammalato che magari ha la fortuna, non solo Alzheimer ma di qualsiasi tipologia di una certa gravità, di avere la famiglia e poi la famiglia non c'è. Cioè il dopo di noi è terribile. Esatto, ma noi non dobbiamo arrivare a questo stadio. È con noi, non dopo di noi.
Difatti alzheimerone non più solo significa noi ci siamo, ci vogliamo essere, siamo con voi. Ecco, quindi proprio questo è questo il significato bravo, dell'associazione. Bravo. Quindi vogliamo anticipare questa situazione drammatica di cui lei fa cenno, che è veramente di estrema vitale importanza. Dal punto di vista numerico, in provincia di Agrigento, diciamo, siamo in media nazionale, c'è una tendenza in più? Avete fatto magari questo studio? Le faccio ridere, io faccio parte del tavolo tecnico regionale delle demenze e anche della salute mentale, e ad un esponente del consiglio ministeriale che partecipò alla riunione ho detto: ma quanti malati abbiamo di Alzheimer in Italia? E mi disse: noi non abbiamo un numero esatto, ma abbiamo fatto delle stime. È vergognoso, perché la medicina si occupa negli studi epidemiologici di prevalenza e incidenza. Così facendo noi non sapremo mai la prevalenza e l'incidenza di una malattia in una determinata regione. È veramente terribile questa cosa, non volevo nemmeno farne cenno, ma è corretto e dignitoso che io lo debba dire questa situazione. Speriamo di trovare un miglioramento, non solo dico per l'Alzheimer, ma per tutto il contesto. E andiamo adesso a Giusy Anselmo, a questa meravigliosa associazione che già nel nome, quando l'ho letto e quando mi è stato detto che dovevamo avervi ospiti, mi ha un po' insomma fatto piacere, perché vedo generazioni e consapevole, quindi la generazione, come abbiamo detto prima, come diciamo classe di appartenenza di età, ma c'è anche l'azione, quindi il fare, il proporsi, e poi anche la consapevolezza. Sì, la consapevolezza nasce dalle esigenze che ogni generazione porta con sé, chiaramente. E ci siamo trovati, come dicevo prima, un gruppo eterogeneo di soci, e ciascuno di noi ha manifestato le sue esigenze intanto per i rapporti intergenerazionali, ma anche e soprattutto nelle esigenze educative che si pongono di volta in volta, perché è chiaro che i genitori tra di loro, o i docenti tra di loro, o genitori e docenti, o psicologi con i genitori, hanno cercato di portare le proprie esperienze sul tavolo e di confrontarle tra di loro. È più difficile essere figlio, genitore o nonno? Ma io credo che la figura del genitore sia quella più difficile, quella più difficile, si trova ad affrontare delle esigenze educative immediate. Poi certo il nonno può darci l'esperienza e noi cerchiamo proprio di fare tesoro dei nostri nonni, che sono comunque parte della nostra associazione, e di volta in volta abbiamo cercato di confrontare le varie esperienze, di metterle sul tavolo e di cercare delle soluzioni insieme, però ovviamente aprendo al dialogo con tutte le fasce d'età. E quindi per gli eventi che abbiamo avviato in passato, dal 2018 a oggi, abbiamo visto un ventaglio ampio di... E poi vedo, insomma, leggo che la scuola forse è uno dei vostri interlocutori principali. Sì. Il venerdì 19 maggio avete programmato questo incontro al Plesso Castagnolo dell'Istituto Comprensivo e Seneto, dove si parlerà di le parole della genitorialità. Sì, è nata l'esigenza comunque di interrogarsi sul valore del sì, il valore del no, il valore del, tra virgolette, imporsi da parte dell'educatore, da parte del genitore nei confronti dei bambini e degli adolescenti. È chiaro che il valore delle parole all'interno di un rapporto formativo ed educativo è un valore fondamentale, perché è il primo modo per approcciarsi con le generazioni nuove, diciamo, no? E allora ci è stato proposto proprio di avviare questo incontro con degli esperti che possano anche un po' darci delle piste da seguire, e quindi abbiamo invitato anche il professor Ivan Formica, che è uno psicologo che ci ha dato la sua disponibilità proprio per relazionare su questo argomento. Inviteremo genitori, inviteremo i docenti
La professoressa Daniela Spalanca, che tutti conosciamo, sarà la moderatrice di questo incontro in qualità di docente comunque anche della scuola Seneto. Insomma, cercheremo un po' di fare un po' di chiarezza, ecco, su questo argomento, che è un argomento che ci auguriamo interessi un po' tutti. Anche perché noi genitori, dico noi perché anch'io sono genitore, a volte forse, non lo so, vogliamo che la scuola faccia di più di quello che in realtà deve fare, come se il tenutario dell'educazione dei nostri figli, non solo educazione diciamo scolastica, ma educazione generica, sia proprio la scuola. Sì, c'è questo demandare? Sì, sicuramente da parte delle famiglie è ormai una tradizione demandare all'educazione dei propri figli. Però è chiaro che anche noi genitori dobbiamo assumere la consapevolezza, ecco perché generazioni consapevoli, proprio la consapevolezza di essere attori principali dell'educazione e della formazione dei nostri figli. Ecco perché viene ampliato a tutti quelli che si interessano di educazione, anche per curiosità possono intervenire e essere presenti a questo incontro del 19 maggio. Generazione consapevole ha una certa consistenza anche numerica? Sì. E di professionalità? Sì, noi abbiamo iniziato con una cinquantina di soci, adesso siamo circa 70 e raccogliamo le professionalità più diverse. Oltre che ruoli generazionali pure. Sì, ma è la bellezza della nostra associazione è proprio questa. Sì, non voglio essere polemico né critico, sì. Però credo che bisogna rivoluzionare la scuola. Adesso la scuola non deve avere quel ruolo che ha sempre avuto, di aiutare e portare avanti solo i meritevoli. La scuola non deve fare come gli ospedali, che cura i sani e abbandona i malati. La scuola deve avere un'attenzione soprattutto per i soggetti che hanno un disagio, ma soprattutto è importante capire la comunicazione non verbale, perché molte cose si soffrono in silenzio e probabilmente non si dicono. Allora bisogna avere una preparazione, diciamo, un po' diversa, un po' vecchia, che si discosti dalle vecchie immagini. E poi un'altra cosa, purtroppo, che è scomparsa, non ci sono più modelli genitoriali. E questa è la cosa più grave, cioè i figli crescono senza modelli. E questa è una cosa dal punto di vista psicologico, psicoeducativo, psicoeducazionale, psicopedagogico, devastante. Come non hanno modelli? C'è non hanno modelli. C'è Facebook, c'è Instagram. Bravissimo. Ce ne sono tanti di modelli. In effetti per darle ragione... C'è l'avatar. In effetti per darle ragione... E quindi guardi che la situazione è veramente... Sì, adesso bisogna resettare tutto e partire da zero. Bisogna ricostruire, rimodellare, riorganizzare tutti questi assetti, perché se ognuno non si appropria del proprio ruolo e delle proprie realtà, questi figli praticamente non avranno mai una crescita educativa adeguata. E per questo dicevo l'importanza della parola genitorialità che ha abbracciato. Esatto. Le nostre iniziative sono volte proprio a questo scopo. Stiamo cercando di sensibilizzare i genitori proprio a riappropriarsi del proprio ruolo, perché demandare alla scuola, come diceva lei, o demandare ai social l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Infatti noi abbiamo avviato anche degli eventi durante il periodo pandemico, sono stati degli eventi online che hanno mirato a coinvolgere anche degli studenti, abbiamo avuto anche degli studenti che hanno partecipato a questi eventi, in maniera tale da chiarirci un po' tutti le idee in materia, anche spingendo determinati soggetti a condividere con gli altri le proprie esperienze e le proprie difficoltà. 19 maggio alle ore 17 al plesso Castagnolo dell'IC e Seneto. Un'ultima cosa così, questa volta io insomma leggendo rifletto un po' la mia esperienza, i miei studi eccetera, e quando si parla di questa, ad esempio, la gravidanza surrogata, no? Mi veniva questi figli poi insomma che crescono in questa modalità, bisognerebbe riscrivere tutta la psicanalisi, perché il complesso di Elettra, il complesso di Edipo non esiste più. Non esiste più, certo. Cioè, bisognerà capire adesso quale crescita psicoanalitica avverrà in queste dinamiche.
E io, io da psichiatra sono sconvolto, perché mi trovo veramente in una condizione di disagio poter parlare di questi argomenti. Bisogna ripensare veramente tante È cose. terribile questa cosa. Sono le nuove Giuseppe, esigenze. è veramente drammatica, perché quello che io ho studiato, quando il bambino si identifica a una persona, e poi la femminuccia si identifica alla mamma e il bambino al papà, attraverso le varie tappe psicoanalitiche di crescita, adesso sono state completamente stravolte queste dinamiche. Cosa succederà? Lo vedremo fra 20 anni. Chissà. Enzo, che pensavi tu? Scusate, quando mi chiedo, io ho insegnato al liceo classico, scuola media e ora sono alla primaria, per cui conosco questo mondo ormai da 50 anni, sono agli ultimi sgocci dell'insegnamento, tra qualche settimana vado in pensione. Però mi chiedo, quando un alunno a casa sta con la mamma o con la zia, a scuola tutte le insegnanti sono donne, nel collegio dei docenti i docenti maschi 2. Quando questo ragazzo o questa ragazza va in parrocchia, catechista donna, va alla danza donna, tutte queste immagini ce le ha femminile, e lei sa benissimo quando incidono nella formazione della coscienza e della personalità i neuroni specchio, perché i ragazzi sono abituati, io lo vedo, ad imitare chi ha davanti, mi imitano, e come? Quando un alunno, un bambino, nel periodo in cui si forma la coscienza, soprattutto dai 7 ai 14 anni, ha tutti i modelli al femminile, io lascio immaginare quale coscienza si sta formando. La lasciamo così. Per dire quanto sì, perché se apriamo questo argomento io non voglio più intervenire, altrimenti cambiamo la tipologia dell'intervento, la natura. Ritorniamo invece alle nostre vacanze. Francesco, avete programmato qualcosa in particolare per quanto riguarda la prossima estate in provincia di Agrigento? Già se ne parlava prima, c'è la Costa del Mito, c'è la Valle naturalmente, tutte quelle che sono quelle iniziative che finalmente sono riprese dopo la pandemia e alla grande. Io l'altro giorno sentivo per esempio alla radio che parlavano di concerti, i semplici concerti sono aumentati almeno del 25%. Perché? Perché c'è richiesta, quindi vuol dire che le persone vogliono divertirsi, vogliono uscire e vogliono fare anche turismo. Vogliono fare, che è una cosa assolutamente, un concetto assolutamente diverso di come era concepito il turismo fino agli anni 80-90, cioè la trasformazione della visita di un luogo, quindi di andare a vedere un luogo, si trasforma nel qualcosa di fare in quel luogo. E quindi ecco, tutto quello che tu hai detto hai assolutamente ragione, la gente vuole divertirsi, vuole in un certo senso vivere la destinazione ed essere protagonista della propria vacanza, anche perché non ci scordiamo che chi decide di venire nella nostra destinazione o comunque chi decide di fare un viaggio sta facendo un investimento, sta investendo il proprio tempo, sta investendo anche il proprio denaro e quindi alla fine cerca una destinazione con l'obiettivo di poter portare a casa un'esperienza che gli possa far ricordare il luogo non soltanto per le bellezze che la circondano, ma anche per tutte le opportunità che quello stesso luogo riesce a trasmettere al turista stesso. Il cambio che c'è stato materialmente proprio in questa fase, no? Perché molti prima venivano soltanto per la Valle dei Templi, poi adesso è passata la Scala dei Turchi, Punta Bianca. Perché? Perché il turismo archeologico è proprio stato scientificamente provato che tu arrivi in un luogo e concettualmente visiti quel luogo, visiti quella zona archeologica, la vedi quella volta e poi materialmente diciamo sarà difficile che tu ritorni. Però ad esempio il bene ambientale, il bene naturalistico tu lo vivi in maniera diversa, quindi anche la Scala dei Turchi stesso, un giorno ci vai perché vuoi vedere il tramonto, l'altro giorno perché vuoi affittare la barca, quindi
c'è un effetto ridondanza anche diciamo, in questo frangente. Noi diciamo, ci stiamo organizzando perché, ecco, come dicevamo poco fa, Agrigento Capitale della Cultura è un'opportunità più unica che rara, e stiamo provando appunto con Confcommercio e quindi tutte le federazioni associate alla nostra organizzazione di fare degli eventi, come ad esempio corsi di turismo esperienziale, insegnare o comunque far conoscere a chi, diciamo, agli operatori turistici del settore tutte le opportunità e le esperienze che il luogo diciamo, mette a disposizione proprio per dare al turista questa sensazione, così come speriamo e diciamo, siamo in fase di organizzazione di poter partecipare anche alla prossima Borsa Italiana del Turismo a Milano, proprio portando quello che è Agrigento a farla conoscere ai tour operator. I nostri operatori, non solo albergatori, insomma, ma del settore, diciamo così, turistico, ricreativo, gastronomico, sono pronti a questa nuova esigenza del... C'è tanto entusiasmo, questo sì, e diciamo, il nostro ospite non è un ospite soltanto della struttura turistica, ma è un ospite del territorio, quindi quando arriva nella destinazione va al ristorante, mangia, usa, diciamo, chiede la guida turistica, vuole fare qualcosa, quindi un turista che arriva è dell'intero territorio, quindi c'è la consapevolezza da parte degli operatori, della stragrande maggioranza degli operatori, di in un certo senso far sì di lasciare un buon ricordo a chi ci viene a trovare. C'è questa consapevolezza sicuramente. Bene. Insomma, stiamo quasi arrivando alla fine, però ho visto che Enzo Di Natale ha portato anche uno dei suoi tanti lavori. Questo parla di un vescovo che si chiama Giuseppe Cognato. Perché è importante, Enzo? Beh, a dir vero questo libro... Se lo metti sì. lo facciamo inquadrare dal nostro cameraman. cameraman. Ecco. Volevo che questo libro ecco, lo scrivesse... Lo riprende? Sì, già fatto, perfetto. Il vescovo crocefisso da un gerarca fascista. Prego. Volevo che questo libro lo scrivesse Andrea Camilleri, gliel'avevo proposto, gli avevo raccontato anche la storia, la vicenda, in un'estate che andai a trovarlo a Porto Empedocle. Con lui si era creato nella metà del 2000-2006 un certo rapporto, perché lui aveva scritto il libro Le pecore del pastore, tratto da un mio lavoro storico, l'attentato contro il vescovo di Agrigento Peruzzo, per cui c'era questo buon rapporto. Gli esposi un po' la tematica, lui mi guardò attentamente, poi si fermò e io pensavo finalmente, perché ci tenevo che lo scrivesse lui per dare giustizia a questo vescovo agrigentino Monsignor Cognata. Poi a tutto un tratto mi disse: lo sai come ti rispondo? Ti rispondo come mi rispose Leonardo Ciacia quando andai a trovarlo e gli chiesi di scrivere la storia, la strage dimenticata che era avvenuta a Porto Empedocle. Ciacia lo guardò attentamente a Camilleri, poi si fermò, Ciacia rispose così: Nenè, perché lo chiamo, sai che ti dico, scrivila tu. E lui, Camilleri, rivolgendosi, mi disse: sai che ti dico, scrivila tu. L'ho scritta io. Due parole, proprio 30 secondi per ricordare il vescovo. Riguarda questo vescovo che fu ingiustamente accusato dalle suore di gravi atti, perché queste suore erano ormai plagiate da un gerarca fascista. Lui fu così ridotto a semplice prete, ma non si difese mai, mai. Questo lasciò tutti così perplessi. Si venne a sapere la motivazione per quale motivo lui non si difese,
e dunque si venne a sapere che poi tutto era falso perché aveva fatto un giuramento. Siccome il padre era massone, era ateo, lontano dalla Chiesa, lui chiese questa grazia: dammi qualsiasi prova per la conversione di mio padre. Il padre si convertirà quando lui diventerà vescovo, abbraccerà la fede cristiana, e allora quando fu accusato ingiustamente di atti sessuali contro le suore da lui fondate, lui non si difese e allora accettò la prova. Ma poi nel tempo verrà la verità, verrà a galla, le suore molto anziane si pentirono di quello che hanno fatto, di fu riabilitato, e lui non venne dire mai la motivazione della mancanza di autodifesa, ma quando glielo chiese Papa Giovanni XXIII dinanzi al Papa, gli raccontò la verità. Volevo che fosse questo. Sì, volevo che lo raccontasse Camilleri, perché lui sicuramente con la sua bravura espositiva avrebbe reso giustizia, Bene, ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento. Prima di farlo naturalmente abbiamo una nuova esibizione canora di Emma, e prima che lei conquisti di nuovo il centro del nostro studio dico ai nostri ospiti che poi ci dovremmo salutare, però noi non salutiamo mai dicendo grazie, arrivederci e buonasera, no, dovete farlo non lo so, con una frase, una citazione, un pensiero, un buon proposito, insomma un qualcosa che caratterizzi Target e non un grazie e arrivederci. Andiamo a Emma, cosa ci presenti? Allora, adesso vi farò ascoltare If I Ain't Got To You di Alicia Keys. Quindi prima un italiano, adesso uno straniera. Prego, ancora per te il centro dello studio Target. Siamo andati, no, ma dico bene, siamo andati. Some people live for the voting. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think in the physical thing divide the wars we win, and I've been there before, but life is so bold, so full on the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, finding you, baby. Some people want dollar dreams, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for the fountain. They promise it forever young. Some people need without the roses, and that's the only way to prove a love team. Hand me the one to steal a pattern, and was gone with me when no one to share, but no one who truly cared for me. Some people want it all, but I don't
Brava Emma Sorabella qui a Target, grazie a Giulia Letto e la sua scuola Visitarte per la collaborazione con la nostra trasmissione. E con i saluti iniziamo proprio con Emma. Grazie della tua presenza e della partecipazione. Grazie a voi. Io desidero fare un appello a tutti i musicisti in ascolto. La nostra vita è una vita piena di studio e piena di sacrifici, però un giorno tutti questi sacrifici verranno ripagati, quindi non smettete mai di credere nei vostri sogni e non arrendetevi mai, perché, che dire, come dice il mio maestro, viva la musica sempre. Grazie Emma Sorabella, grazie a Francesco Picarella, presidente Federalberghi Agrigento. Grazie a te Peppe, grazie naturalmente a TVA che organizzate questa bellissima trasmissione, soprattutto con un obiettivo ben definito. Beh, io vorrei insomma dire che troppo spesso Agrigento insomma è stata paragonata a un racconto, ad una commedia quasi teatrale, dove insomma un po' tutti siamo stati anche protagonisti. Ecco, che l'augurio è che Agrigento e gli agrigentini possano essere padroni del proprio destino e soprattutto possano finalmente comprendere la necessità di essere parte e identità di questo territorio e per questo difenderlo e difenderlo nella maniera migliore. Grazie a Giusy Anselmo e all'associazione Generazioni Consapevoli. Grazie a voi per l'invito. Io voglio rinnovare a mia volta l'invito a tutti a partecipare all'evento che avrà luogo il giorno 19 di maggio, quindi venerdì prossimo, all'Istituto Comprensivo Esseneto. Le parole della genitorialità. Invito tutti i genitori alla consapevolezza, così come dice il nome della nostra associazione, la consapevolezza nel modo di utilizzare comunque le parole nei confronti dei ragazzi, dei bambini, per poter essere sempre più vicini, costruire ponti verso le nuove generazioni ed essere sempre più insieme a percorrere il cammino della vita. Grazie a Enzo Di Natali e ai suoi tanti lavori e impegni che ha. Beh, grazie a voi, grazie a te che sei stato splendido come sei da circa 13 anni che conduci questa trasmissione. Posso dire, io l'appuntamento e l'invito è partecipare a questo incontro del 25 di maggio e a questo convegno che ricorda il 40° congresso della DC che ebbe la capacità, la forza di mettere alla porta i mafiosi. E invito in modo particolare tutti coloro che fanno politica perché possano guardare come esempio quelle persone, quei politici di 40 anni fa che seppero alzare un muro contro i corleonesi, contro tutti i Totorrina e i Ciancimino di ieri, di oggi e di domani. Grazie a Giuseppe Provenzano e all'associazione Alzheimeriani Non Più Soli. Grazie a voi, grazie a te Giuseppe per aver avuto la sensibilità di invitarmi e di poter illustrare questo argomento che sicuramente per me è di grande onore e di grande legame. Io chiudo con una frase di un alzheimeriano che diceva: io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole e di parole scelte sapientemente. Grazie ai nostri gentili ospiti per la presenza e partecipazione a Target e grazie naturalmente al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. Grazie.